In questi giorni abbiamo una condizione meteorologica di inversione termica per cui gli inquinanti vengono schiacciati al suolo e la concentrazione delle polveri in aria aumenta. La situazione è abbastanza critica nella città di Padova, Vicenza, Rovigo. Quanti giorni ci sono stati di superamento? Attualmente sono 9, domani saranno, salvo miracoli, saranno 10, per cui scatta l'allarme rosso previsto dall'accordo di bacino padano. Una grande macchia rossa che ricopre più di mezzo Veneto. Soffoca la nostra regione dopo giorni di nebbie e di sole. A Padova giovedì sarà allerta rossa, così come a Vicenza e Rovigo, ma lunedì prossimo la situazione potrebbe addirittura peggiorare. Via allora i blocchi stabiliti in caso di semaforo rosso dall'accordo di bacino padano, con stop ai veicoli commerciali, diesel Euro 4, ulteriori limitazioni sul fronte del riscaldamento e particolare attenzione a quello a biomasse. Eppure dei passi in avanti in questi anni si sono fatti, spiega il direttore generale dell'ARPAV. La buona notizia è che si possono vedere gli effetti nel tempo delle politiche che sono state intraprese per migliorare la qualità dell'aria. Negli ultimi 15 anni c'è un trend di progressiva riduzione delle concentrazioni in aria delle polveri sottili. Obiettivi raggiunti sul fronte delle medie annue, il problema restano gli sforamenti quotidiani. Le ordinanze di contenimento dello smog servono. Le misure sono necessarie, io mi spingerei anche a dire che anche laddove non ci sono ordinanze che impongono determinate scelte, la coscienza di ognuno di noi ci fa essere consapevoli del fatto che a volte non è necessario prendere l'automobile o che si può tenere 1 grado o 2 in meno in casa. Al Veneto anche il governo ha assegnato ulteriori fondi nella lotta contro l'inquinamento, circa 8 milioni di euro. Intanto facciamo i conti con i prossimi giorni che si annunciano a tutto smog. Le nostre previsioni, almeno fino alla settimana prossima, sono critiche. Oltre non mi spingo perché le previsioni diventano molto aleatorie.